TG Plus News edizione di Venezia, buongiorno. In apertura del nostro notiziario la cronaca. È stato inaugurato questa mattina sul Canal Grande a Venezia il vaporetto rosa, il mezzo acqua su cui ogni lunedì del mese di ottobre i medici della Breast Unit dell'ospedale dell'Angelo di Mestre effettueranno visite senologiche gratuite. L'iniziativa itinerante di sensibilizzazione, giunta alla 7ª edizione, è promossa in occasione dell'Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, dal Comune di Venezia, dalla Regione Veneto con l'ULSS 3 Serenissima, Dali Laguna e l'ILT, in collaborazione con il Comune di Chioggia e la città metropolitana di Venezia. Cambiamo argomento. Dopo il successo della prima edizione, il Salone dell'Alto Artigianato Italiano si appresta ad aprire i battenti in un contesto impareggiabile, l'Arsenale di Venezia. Il taglio del nastro è fissato per giovedì 3 ottobre alle ore 11 alla presenza del sindaco Luigi Brugnaro e delle autorità civili e militari. Oltre 140 gli artigiani che da giovedì 3 e a domenica 6 ottobre porteranno in laguna la propria unicità, identità culturale e tradizione regionale. Per 4 giorni la culla della marineria veneziana si trasformerà in una vera e propria vetrina dell'eccellenza artigiana italiana, per presentare una vasta gamma di lavorazioni, da tessuti pregiati a lavori in ceramica, gioielleria, vetro soffiato, mobili di design e molto altro ancora, che da sempre sono sinonimo di Made in Italy. Passiamo allo sport con il basket. L'Umana Reyer Venezia tornerà in campo stasera per il round 2 di BKT Eurocup. Gli Eurogranata saranno impegnati alle 20 a Lubiana, sfidando i padroni di casa di quella che è diventata una grande classica europea. Sarà infatti il 9º confronto europeo tra le due formazioni in quella che è la 5ª stagione in cui è presente questa sfida. La prima partita risale alla stagione 2017-2018 in Basketball Champions League e gli Eurogranata sono avanti 6-2 nel computo totale. Xavier Mumford non parteciperà alla trasferta di Lubiana. Per il giocatore sono in corso ulteriori accertamenti in seguito alla forte contusione al ginocchio subita nel corso del derby. Tyler Ennis è regolarmente a disposizione. Game time decision per Juan Fernandez. Diretta TV su DAZN e Sky Sport. In occasione del già citato derby Umana Reyer Treviso Basket si è disputata un'edizione della Reyer Break Mestre molto speciale. Infatti i protagonisti della sfida di tiro durante l'intervallo lungo sono stati i giocatori di basket unificato dell'Umana Reyer e dei baschettosi di Treviso. In palio solo la voglia di divertirsi insieme al pubblico, indipendentemente dal colore della maglia, promuovendo sport, integrazione e amicizia. La Reyer è la prima società professionistica in Italia ad avere una squadra di basket unificato. Parteciperà per la prima volta al campionato Special Basket Nord-Est di Special Olympics, in cui milita da anni il team baschettosi che vanta atleti nazionali, numerosi tesserati e che ha ottenuto numerosi risultati sportivi sia in Italia che all'estero. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.